Un ringraziamento alle autorevoli presenze che testimoniano l'importanza di questi lavori di oggi, chiamiamoli così, davvero una conferenza di studio e di lavoro. Un ringraziamento a chi ha dato patrocinio a questa iniziativa, alla città di Vittorio Veneto, all'USL 7, a Regione Veneto, alle associazioni AICE e LICE, ma soprattutto un ringraziamento a chi ha promosso l'appuntamento, l'onorevole Giancarlo Scottà, a nome del gruppo ELD, gruppo Europa della Libertà e della Democrazia in Parlamento Europeo. Onorevole Scottà, che sta vicino a questo percorso che riguarda persone con epilessia e le loro famiglie. Allora, io intanto ringrazierei Noi andiamo oltre i formalismi, essendo una riunione di lavoro, quindi possiamo davvero farlo. Ringraziamo però il sindaco Gian Antonio Darè, che è qui con noi, l'assessore regionale Luca Coletto, il direttore generale dell'USL 7 Angelo Del Favaro, il professor Bernardo Dalla Bernardina della cattedra di neuropsichiatria infantile all'Università degli Studi di Verona e il dottor Giovanni Battista Pesce, segretario nazionale dell'AICE. Loro gli ospiti di questa prima parte, poi ci sarà una piccola e brevissima interruzione e poi si continuerà nella seconda parte dove ci sarà molto spazio anche per voi, per le vostre riflessioni, per le vostre domande, e quindi cerchiamo di stare insieme per tutta questa mattinata. Io voglio farla breve, ma dare immediatamente il microfono all'onorevole Giancarlo Scottà. Grazie. Sì. Ok. Allora, visto che vogliamo farla breve, si sente? Anch'io saluto le autorità presenti, l'assessore provinciale Speranzon che è tra il pubblico e tutti i sindaci che hanno partecipato, ma soprattutto tutti coloro che sono qua questa mattina per dialogare assieme e affrontare questo discorso. Le autorità sul palco le hai già salutate te, quindi evito di prolungare e perdere tempo, però ricordo chiaramente che ho avuto risposta anche dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che si è scusato per gli impegni istituzionali, e l'assessore Remo Sernagiotto, anche il consigliere regionale Arianna Lazzarini e anche il generale del primo FOT, che chiaramente sarà impegnato col suo lavoro. Prima di passare la parola a loro, e che competenza e chiaramente passione sapranno sicuramente illustrare i vari aspetti dell'argomento dell'incontro di oggi, voglio brevemente spiegarvi perché ho fortemente voluto questo evento. Semplicemente per creare un'occasione di incontro tra le persone che per necessità o per scelta quotidianamente si confrontano con il problema dell'epilessia, che è un tema così poco affrontato e discusso, anzi quasi evitato perché è scomodo, difficile da gestire e un po' imbarazzante. Per informare soprattutto sullo stato attuale della legislazione europea, nazionale e regionale in merito ai diritti delle persone che soffrono di epilessia e di chi sta loro vicino. Per far conoscere a tutti l'esistenza di associazioni e di strutture che si occupano di questo problema e che possono essere d'aiuto alle famiglie che ne sono direttamente toccate. Per sensibilizzare tutti, perché ciascuno di noi faccia ciò che può a livello politico, professionale ed umano, affinché a queste persone venga garantita una migliore qualità di vita. Inizialmente il mio impegno per questa causa è scaturito in seguito all'incontro avuto con le associazioni internazionali laica e professionale sull'epilessia IBE e ILAE, che il 14 febbraio 2011 hanno promosso presso la sede di Strasburgo del Parlamento europeo la prima giornata europea per l'epilessia, facendo incontrare i rappresentanti nazionali con i rispettivi membri del Parlamento europeo. In seguito, su iniziativa dell'onorevole irlandese Gay Mitchell, si è costituito un gruppo di parlamentari europei di diverse nazionalità impegnati per patrocinare la causa delle persone con epilessia. Il 9 maggio 2011, a norma dell'articolo 123 del regolamento di procedura, è stata presentata una dichiarazione scritta per l'epilessia, la numero 22 del 2011. Per essere approvata, la dichiarazione avrebbe dovuto essere sottoscritta dalla maggioranza dei 738 membri del Parlamento europeo.
che entro il 15 settembre 2011 doveva essere appunto sottofirmata. Ne è uscita la dichiarazione scritta sull'epilessia che potete leggere alle mie spalle se l'hanno pubblicata. Il Parlamento europeo, visto l'articolo 123, ve la leggo perché la ritengo molto importante, considerando che l'epilessia è la più comune e grave patologia del cervello, considerando che 6 milioni di persone in Europa soffrono di epilessia, con 300.000 nuovi casi diagnosticati ogni anno, considerando che fino al 70% delle persone con epilessia può essere libero da crisi con una terapia adeguata, mentre il 40% delle persone con epilessia in Europa non ricevono questo trattamento, considerando che il 40% dei bambini con epilessia hanno difficoltà a scuola, considerando che le persone affette da epilessia in Europa registrano alti livelli di disoccupazione, considerando che le persone con epilessia sono esposti a pregiudizi e discriminazione, considerando che l'epilessia danneggia la salute, ma sconvolge anche ogni aspetto della vita e può imporre oneri fisici, psicologici e sociali sugli individui e alle loro famiglie. Invita la Commissione e il Consiglio a incoraggiare la ricerca e l'innovazione nel settore della prevenzione e della diagnosi precoce e il trattamento di epilessia. Porre l'epilessia quale priorità in quanto malattia grave che impone un onere significativo in tutta Europa. Adottare iniziative per incoraggiare gli Stati membri a garantire pari qualità di vita, anche in materia di istruzione, occupazione, trasporti e sanità pubblica. Per le persone con epilessia, per esempio, stimolando lo scambio di buone pratiche. Favorire efficaci valutazioni dell'impatto sanitario su tutte le principali politiche europee. Invita quindi gli Stati membri a introdurre una normativa adeguata per proteggere i diritti di tutte le persone con epilessia. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione con i nomi dei firmatari alla Commissione e ai parlamentari degli Stati membri. Questa l'abbiamo raggiunta nell'ultima sessione di Strasburgo cercando i colleghi che andassero a firmare per raggiungere il numero. Hanno firmato molto volentieri perché normalmente ne abbiamo molte dichiarazioni di proposta scritte, ma non tutte vanno a buon fine. Questa ha avuto 400 ed è la seconda per maggior numero di voti. Ecco, quindi siamo riusciti. Un successo grandissimo. No, devo ringraziare anche tutti i colleghi che hanno partecipato, i nostri assistenti che quotidianamente mandavano email agli altri colleghi per sollecitarli. Abbiamo molte sollecitazioni tutti i giorni e il più delle volte queste passano via e anche problemi importanti, ma non è così facile perché sono tutti problemi importanti e quindi raggiungere l'obiettivo non è stato facile. Quindi oltre a questa approvazione di questa dichiarazione scritta sull'epilessia che ci aiuterà a promuovere in Italia la piena cittadinanza delle persone con epilessia, ritengo necessario ricordare che l'Europa ha generato con propria direttiva un importante progresso nella normativa nazionale. Sulla base del rapporto del 3 aprile 2005 redatto dal gruppo di lavoro della Comunità Europea, il 25 agosto 2009 la Comunità Europea ha infatti emesso la direttiva 113 concernente la patente di guida. Il recepimento di questa direttiva in Italia è avvenuto con un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 novembre 2010 è divenuto esecutivo l'11 gennaio 2011 ed è in seguito rafforzato con il successivo decreto legislativo numero 59 del 18 aprile 2011. Con tale atto di recepimento della direttiva europea ora in Italia, pur con l'aggiunta di impreviste ulteriori limitazioni, sono state adottate misure adeguate per il riconoscimento dell'idoneità alla guida che, finalmente, fanno emergere quella articolata differenza di condizioni patologiche banalizzata e costretta nel termine epilessia, tema che verrà approfondito meglio con i prossimi interventi. Infine, faccio notare che grazie all'associazione AICE si è costituito nel recepimento italiano della normativa europea, pur non essendo previsto il riconoscimento di casi di guarigione, risultato importante, frutto tangibile del loro impegno per la piena cittadinanza delle persone con epilessia. Concludo
Dunque, ringraziando tutti coloro che si stanno impegnando a favore della cura e dell'integrazione delle persone affette da epilessia e del sostegno alle loro famiglie. Per quanto riguarda l'organizzazione dell'incontro di oggi, ringrazio sentitamente il dottor Giovanni Pesce, segretario nazionale dell'AICE, e l'ULS 7 nella persona del direttore generale, dottor Angelo Del Favro, la dottoressa Marisa Durante e il dottor Sandro Tabaccanti, che mi hanno aiutato e insieme abbiamo costituito. Ma Francesca volevo ringraziarla alla fine, ma la potremo ringraziare adesso perché si è preso l'onere di tutta questa organizzazione. E quindi adesso io lascerei la parola al prossimo e lascio appunto a te introdurlo. Questa è una malattia, le malattie ce ne sono tante altre e anche da rafforzare e quant'altro. Io al Parlamento Europeo seguo la Commissione Agricoltura, ma quando mi capita l'occasione di dare una mano e di contribuire a risolvere questi problemi sociali, diciamo, degli ammalati, ma soprattutto anche delle loro famiglie, mi sono sempre schierato con loro e cercherò e continuerò a farlo. Bene, grazie all'onorevole Scottà per questo impegno, per questo intervento che ha portato subito un contributo alla mattinata, e immediatamente il microfono al sindaco primo cittadino della città di Vittorio Veneto, Gian Antonio D'Arè. Grazie e buongiorno a tutti. Grazie naturalmente a Giancarlo Scottà per aver portato questo importante convegno nella città di Vittorio Veneto, quindi un benvenuto a tutti voi per questa tematica molto importante, e quindi un grazie sincero, proprio perché si va così a dare quantomeno un sostegno non solo a chi purtroppo ha queste problematiche, ma soprattutto si dà un sostegno anche alle famiglie che effettivamente sopportano il carico maggiore. Un grazie va all'USL che dà questo sostegno, la Regione Veneto con l'assessore Coletto, che si è sempre dimostrato molto sensibile alle nostre problematiche del territorio e quant'altro. Quindi, tagliando, perché sarà molto più importante capire, diciamo, dagli esperti queste problematiche, io non posso che augurarvi un buon convegno e naturalmente una buona permanenza in città, ringraziando ancora una volta la Regione per la sua sensibilità per quanto riguarda tutte le problematiche che riguardano la salute. Siamo in tempi difficilissimi, durissimi, ma vediamo che riusciamo lo stesso a dare un servizio al cittadino effettivamente molto importante, molto efficace, senza avere quei buchi miliardari che magari qualche altra realtà regionale ha. Vuol dire che qua si ragiona ancora col metodo di fare bene le cose e soprattutto cercando di non spendere l'impossibile. Quindi un grazie ancora per il vostro impegno e naturalmente buon convegno a tutti. Io avrei da dare magari dei libri così di ricordo di questo convegno, perché poi io purtroppo vi devo lasciare, e quindi casomai li consegnerete voi e fai direttamente. Quindi un grazie e un buon convegno a tutti. Bene, grazie a lei sindaco che ha già chiamato in causa Regione Veneto, quindi io ne approfitterei immediatamente per passare la parola all'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, che ringraziamo ovviamente per la presenza, e magari cogliamo anche l'occasione per fare un po' lo stato dell'arte, no? Anche nei confronti di certe malattie. Sì. Intanto buongiorno a tutti, benvenuti a questo convegno, un convegno importante. Ringrazio l'onorevole Scottà per l'interessamento, per la voglia di far emergere queste questioni, queste patologie che spesso e volentieri vengono tenute nascoste. C'è un problema grosso, un problema che spesso e volentieri va a definirsi e va a limitarsi in uno stigma. Questo noi lo dobbiamo evitare. Siamo nel 2000, dobbiamo andare avanti, dobbiamo far emergere queste patologie, non ci si deve vergognare, ma deve essere l'autorità preposta, quindi le istituzioni, quindi tutti quanti noi che abbiamo questo compito, un mandato specifico proprio dalla nostra gente,
a dover trovare delle soluzioni, a dover proporre delle soluzioni. Proprio stamattina con il dottor Pesce ci siamo parlati, perché mi è piaciuto subito come persona che ha un linguaggio schietto, diretto, senza tante panegirici. Abbiamo definito proprio come orientarci con il nostro direttore generale Del Favero. Evidentemente troveremo una quadra, una soluzione che ci permetterà di istituire una sorta di commissione per incanalare meglio le risorse che stiamo ad oggi sfruttando per questa patologia, una patologia peraltro neanche tanto rara come patologia neurologica. Vi do un dato: circa 43 milioni nel mondo soffrono di questa patologia, quindi è un nostro dovere occuparci anche di questa questione, di occuparci di questa malattia che tanto disagio, oltre che fisico, ma soprattutto sociale, direi, sia all'interno della famiglia che all'interno della nostra società, perché nessuno vuol vedere, ci rifiutiamo di vedere, spesso e volentieri ci rifiutiamo di capire il disagio che una persona che soffre di una patologia del genere può avere. Quindi da parte mia, da parte della Regione Veneto, da parte del Presidente Zaia, che porto i saluti, li ha già portati l'onorevole Scottà, ma a me piace rinnovarli, visto e considerato che insieme spesso e volentieri affrontiamo quelli che sono temi magari non legati a determinate patologie, ma a sostenere quella che è la globalità della sanità in Regione Veneto, una sanità che purtroppo viene a costare sempre di più, ma che con come dire, il metodo della razionalizzazione, che non significa assolutamente produrre tagli, ma significa sfruttare meglio quelle che le risorse che ci dà lo Stato, visto considerato che il riparto nazionale va ad alimentare il riparto regionale, che sono sempre più esigue, e purtroppo giungono notizie che saranno ancora più esigue quest'anno. Si parla di ticket addirittura sui ricoveri, che io personalmente non condivido, mi permetto di dirlo apertamente, visto considerato che stiamo parlando di sanità pubblica. Pertanto da parte nostra, da parte di Regione Veneto, c'è sicuramente l'impegno di coordinarci, di trovare una soluzione ISO risorse per sfruttare meglio queste opportunità che sono state proposte stamattina da Giovanni. Mi scuso fin d'ora anch'io come il nostro sindaco, mi dovrò allontanare, però da parte mia c'è appunto questo impegno che con l'onorevole Scottà, con il dottor Del Favero e con Giovanni porteremo avanti senz'altro questa questione, cercando appunto di indirizzare al meglio quelle che sono le forze sia da parte del nostro corpo sanitario, che è sempre disponibile, ed è anche per questo che abbiamo una sanità, diciamo, a buoni livelli, insieme appunto alle istituzioni tutte quante. Grazie e buona giornata a tutti. Bene, grazie a lei Assessore anche per la sua presenza, preziosa presenza, e per il suo contributo. Andiamo dal direttore generale dell'USL 7, Angelo Del Favero, al quale abbiamo affidato un tema, le nuove sfide della disabilità. Bene, intanto mi complimento e ringrazio anch'io l'onorevole Scottà per aver organizzato questo evento, ma più in generale per l'azione che ha fatto in Europa per il riconoscimento di questa particolare patologia. Sapete che l'Europa ha un ruolo molto importante nell'orientare poi le politiche nazionali e supporre il focus su talune patologie. Abbiamo sentito dalla sua relazione introduttiva che ancora una larga parte, una parte significativa, diciamo, di Europa non riesce a trattare convenientemente neanche dal punto di vista farmacologico questa patologia, quindi abbiamo un'Europa un po' a due velocità. Noi fortunatamente facciamo parte dell'Europa che invece ha saputo farsi carico non solo, diciamo, della patologia di cui parliamo oggi, ma un po' di tutto il tema della disabilità. Il Veneto infatti ha la fortuna di poter coniugare all'interno del proprio sistema una visione cosiddetta integrata tra il sistema sociale e il sistema sanitario. Il sistema sanitario rappresentato dalle aziende sanitarie locali che si muovono sul territorio e il mondo sociale espresso dai comuni, ma non dimentichiamolo anche
da tutta la cosiddetta sussidiarietà orizzontale, cioè dal mondo del volontariato e no profit, che hanno un ruolo importantissimo, perché l'abbiamo appena detto, l'epilessia non ha solo un risvolto di carattere sanitario, che peraltro viene affrontato anche bene da noi. L'incidenza della malattia è quantificata nella nostra azienda sanitaria in circa 700 persone prese in carico, quindi è una realtà tutt'altro che trascurabile. Persone che sono prese in carico nell'età adulta dalla neurologia del nostro ospedale di Conegliano, ma che serve ovviamente l'intero territorio. Poi abbiamo una presenza molto importante all'interno della nostra ULSS, che è quella della nostra famiglia, che è una struttura da sempre all'eccellenza nel trattamento delle disabilità infantili, delle disabilità pediatriche, ma particolarmente attrezzata ad affrontare, diciamo, questo tipo di patologia che, ricordo ancora, per il 70%, 70% taluni, da una parte della letteratura parla anche di 80%, può essere curata farmacologicamente. Equivale a dire che persone che un tempo avevano grosse difficoltà di tipo scolastico, lavorativo, relazionale, di vivere normalmente in società, oggi fortunatamente lo hanno superato, e quindi il focus nostro resta soprattutto su quel 20-30% che invece non ha la fortuna, diciamo, di averla risolta per via farmacologica, ma che ha bisogno ovviamente di un sostegno e di un supporto continuo da parte dei servizi, da parte della famiglia, che non dobbiamo dimenticarlo, insomma, in questi casi va supportata, perché spesso accanto all'epilessia si accompagnano anche altre patologie complesse che quindi rendono particolarmente difficile la vita della persona e la vita della famiglia. Una delle nostre mission, però, come dicevo in apertura, è proprio quella di sostenere la disabilità attraverso le diverse forme quindi di cura di carattere sanitario, ma più in generale di presa in carico del paziente, ovvero di seguirlo in tutto il percorso e nei bisogni che ha, di tipo sanitario di secondo livello, quindi ospedaliero, medico di base, specialista, attività riabilitativa, attività di inserimento scolastico, attività di inserimento lavorativo. Noi abbiamo dei servizi, fortunatamente la Regione Veneto ha dei servizi che funzionano anche bene, sia per l'inserimento lavorativo, e quindi nel preparare le condizioni perché il giovane ragazzo possa inserirsi a tutti i titoli, considerarsi quindi una persona operativa, normale, utile alla società. Abbiamo strutture riabilitative all'avanguardia per poter seguire il paziente sia a domicilio che presso i nostri ambulatori, e quindi diciamo che oggi siamo proprio in grado di avere una presa in carico globale. Altro aspetto importantissimo è quello della scuola, perché sappiamo benissimo che patologie come la dislessia, l'argomento che affrontiamo oggi ed altri ovviamente costituiscono degli elementi di freno nell'apprendimento e quindi nel marciare al passo con gli altri, e quindi un attimo poi prendersi in difficoltà, diciamo, e uscire dal circuito scolastico, e quindi non avere le stesse opportunità che gli altri cittadini hanno di imparare, di progredire, eccetera, eccetera. Fortunatamente, dicevo, noi ancora oggi possiamo permetterci un sistema sociale che si fa carico di questo e che soprattutto, cosa importante, riesce a lavorare in modo integrato, perché il vero successo, diciamo, di questo tipo di intervento, come dicevo prima, è la presa in carico, quindi l'avere monitorato il cittadino, monitorata la famiglia nelle necessità anche di supporto psicologico che può avere, e l'assistenza lungo tutto il percorso per rendere la vita il più accettabile possibile, diciamo il più normale possibile. Grazie. Beh, grazie a lei, direttore. Io chiamerei sul palco il professor Bernardo Dalla Bernardina della cattedra di neuropsichiatria infantile all'Università degli Studi di Verona. Grazie professore. A lei ovviamente il compito di affrontare tanti temi nel suo intervento, le epilessie, diagnosi e terapia, a che punto siamo e quali obiettivi per la ricerca. Va bene, intanto buongiorno a tutti e benvenuti. Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata con questo titolo così
che mi consente di iniziare sottolineando come, in particolare in questo ambito, quella che è la pratica clinica quotidiana, quella che è la ricerca clinica e quella che è la ricerca di base, non sono tre momenti separati e possono ottenere dei risultati solo se sono intimamente connessi tra di loro fin dall'approccio clinico iniziale. Allora cercherò in qualche maniera di darvi un'idea, per quello che sono in grado di fare, di qual è la situazione attuale. Allora, negli ultimi anni effettivamente nell'ambito dell'epilessia i progressi sono stati notevoli su diversi ambiti. Vi dico subito che a fronte di questi progressi i risultati sul piano terapeutico non sono stati altrettanto rapidi e soddisfacenti. Allora ci sono stati significativi progressi nell'ambito della capacità della definizione diagnostica delle diverse condizioni e conseguentemente dell'inquadramento nosologico, del riconoscimento di forme diverse. Ci sono state dei progressi notevolissimi nelle tecniche di indagine neuroradiologica e nelle tecniche di combinare l'immagine, cioè il dato radiologico, con quello che è il dato dinamico delle registrazioni elettroencefalografiche che hanno consentito di acquisire maggiori capacità di riconoscere là dove esiste un'eventuale zona iniziale, focalità iniziale nel quale possono esordire le crisi. Progressi notevolissimi sono stati fatti soprattutto nell'ambito della genetica e prenderò un po' di tempo dopo per darvi un'idea di quali sono questi progressi e a che cosa potrebbero portare. Insieme altrettanti progressi sono stati fatti nell'ambito della ricerca di base, grazie molto anche ai risultati della genetica che hanno consentito di creare negli ultimi anni diversi modelli animali, cioè modelli di animali modificati geneticamente e quindi che presentano forme di epilessia ben definite, sulle quali ovviamente è più facile lavorare che sull'umano, come è facilmente comprensibile. Alcuni progressi sono stati fatti anche nell'ambito del trattamento, soprattutto sono state aperte diverse vie di ipotesi di trattamenti anche diversi dal semplice trattamento farmacologico classico. La prossima, per piacere. Allora, nell'ambito di quella che sono le conoscenze delle diverse forme di epilessia e modalità con le quali il cervello può realizzare delle crisi epilettiche e di quali possono essere le conseguenze dell'epilessia al di là dell'ovvio, cioè della ricorrenza delle crisi, ci sono due concetti fondamentali che sono stati messi a fuoco. Il primo è quello dell'encefalopatia epilettica e il secondo è quello dell'epilessia di sistema. Cercherò di spiegarmi. Mi dà la prossima. Il termine di encefalopatia epilettica è stato coniato per sottolineare come in determinate condizioni l'epilessia può avere degli inconvenienti sul piano cognitivo, comportamentale, relazionale, non solo in conseguenza della ricorrenza delle crisi, ma in funzione della qualità, quantità, modalità di ricorrenza in veglia e in sonno dell'attività parossistica, quella che si può riconoscere solo attraverso la registrazione elettroencefalografica. In qualche maniera, chiaramente, se mi dà la prossima per piacere, da questa nozione si ha il diritto di ritenere che la possibilità di sopprimere questa attività, che non è clinicamente riconoscibile ma che è deducibile solo attraverso le registrazioni elettroencefalografiche, potrebbe essere in grado, al di là
del controllo delle crisi, di migliorare la qualità sul piano cognitivo, comportamentale, eccetera. Però, in qualche maniera, gli studi fatti in questi anni ci hanno consentito di comprendere anche come la modalità con la quale l'epilessia può impattare negativamente sulle funzioni neuropsicologiche, sugli apprendimenti in particolare, non è sempre e solo direttamente mediata dalle crisi o dall'attività epilettica riconoscibile sull'elettroencefalo, ma può essere mediata da alterazioni su altri sistemi, in particolare sull'impatto che l'andamento dell'attività elettrica patologica può avere sull'organizzazione del sonno e sulle funzioni di apprendimento del sonno. Mi dà la prossima per piacere. Quello che abbiamo imparato è che quando noi dormiamo il nostro cervello non dorme tutto nello stesso modo, dorme diversamente nelle diverse aree in funzione di quello che le diverse aree hanno fatto nella veglia precedente il sonno. Quindi c'è un processo omeostatico per cui se si fa un'attività di apprendimento settoriale e si mette in funzione quindi una determinata area, un determinato circuito cerebrale, nel sonno successivo quel sistema dorme in maniera diversa. Quello che in qualche maniera è stato facilmente documentabile a seguito di questi lavori, mi dà la prossima per piacere, è che per esempio si possono avere dei grossi inconvenienti sul piano dell'apprendimento, sul piano anche delle funzioni superiori, quale per esempio la funzione del linguaggio, in conseguenza di un'attività parossistica e epilettica che, anche se non presente alla veglia, sia persistente in corso di sonno. Ma abbiamo anche imparato che se l'attività parossistica in corso di sonno non è diffusamente distribuita su tutto l'encefalo, ma va a interessare un'area settoriale, va a modificare quella che è la possibilità di apprendimenti settoriali, di funzioni settoriali. Dalla prossima per piacere, prossima ancora. Il secondo concetto che vi avevo preannunciato è quello dell'epilessia di sistema. Cosa vuol dire l'epilessia di sistema? Siamo sempre stati abituati ad avere una visione secca, dicotomica tra epilessie focali, localizzate, e epilessie generalizzate. Che cosa si intende con questo? L'idea che in alcuni casi le crisi possono essere la conseguenza di un'alterazione che è localizzata in un'area ristretta e che quindi le crisi partano da quell'area, e che dall'altra parte esistono condizioni nelle quali viceversa le crisi nascono da tutto il cervello, cioè improvvisamente l'insieme del cervello si metterebbe a scaricare in maniera inadeguata dando la crisi. Questa visione, questa distinzione in queste due categorie nettamente distinte fra di loro negli anni era diventata non sufficiente per comprendere tutta una serie di condizioni nelle quali l'epilessia non risultava essere né sostanzialmente focale né sostanzialmente generalizzata. E si è arrivati a rendersi conto, attraverso il riconoscimento di determinate forme di epilessia, di nuovo attraverso l'enucleazione di gruppi di epilessie che potevano essere riprodotte nell'animale, che in molti casi le crisi sono il risultato di un'attivazione scorretta, inabituale, di un sistema. Che cosa vuol dire un sistema? Di un circuito, di una rete che interessa diversi punti all'interno del cervello, ma che non ne comprende un'area localizzata e nello stesso tempo non lo comprende tutto. Naturalmente questo che cosa vuol dire? Che possono esistere condizioni nelle quali il sistema di per sé o è fatto male oppure funziona attraverso dei meccanismi che sono dei meccanismi
trasmettitoriali, ormonali, quindi che attivano quella parte, che potrebbero essere alterati solo all'interno di quel circuito, spiegando come potrebbe essere che determinati farmaci in determinate forme possano dare un risultato, in altre no, perché laddove l'alterazione fosse limitata a un certo tipo di circuito potrebbe essere che solo avendo dei farmaci target per quel circuito si possa avere una risposta terapeutica adeguata. E ci si è resi conto progressivamente che queste epilessie di sistema possono avere un'espressione sia generalizzata sia focale. Un esempio tipico rappresentato dalla forma che sicuramente tutti conoscete di epilessia piccolo male, quella forma di epilessia nel bambino nella quale si ha la ricorrenza di assenze, che è caratterizzata dal punto di vista elettrico dalla comparsa di un qualche cosa che compare nello stesso momento su tutte le registrazioni, quindi su tutto distribuite su tutto il cervello, e ci si è resi conto che queste assenze, molte volte, non sempre, non sono il risultato di un'attivazione contestuale dell'insieme del sistema, ma l'attivazione di un circuito che è frontale, talamico, quindi frontale, corticale, sottocorticale, e all'interno di questo circuito, nel momento in cui qualche cosa si sregola, si genera una manifestazione che dal punto di vista elettrico è diffusa, ma che in realtà trae origine da un sistema ben definito. In altri casi l'espressione clinica può essere quella di una crisi parziale, quindi di un qualche cosa che può verificarsi anche senza perdita di coscienza e interessare solo una quota parte del soma, del corpo o delle manifestazioni molto selettive, e ancora una volta però non come risultato di una scarica che sarebbe localizzata a un'area del cervello, ma il risultato dell'attivazione di un sistema che si traduce in determinati sintomi ben definiti. Appartengono a questa categoria la maggioranza delle forme di epilessie geneticamente determinate e ad evoluzione spontaneamente favorevole, quelle che vengono nel bambino e che spariscono prima di arrivare all'età adulta o con il raggiungimento dell'età adulta. Allora, ad oggi la progressione delle conoscenze ha portato a una lista di entità sindromiche ben definite, di epilessie ben definite, che significa che si possono diagnosticare in maniera relativamente precoce e relativamente semplice, che come vedete, senza entrare nel dettaglio, è una lunga lista. Però bisogna non farsi tradire dall'impressione iniziale, perché questa lunga lista comunque può includere al massimo il 30-40% delle epilessie. Questo cosa significa? Che ad oggi abbiamo una lunga lista di sindromi, ma abbiamo una quota importante di epilessie che non entrano, che non riusciamo a inquadrare in nessuna di queste liste. Questo però ha concesso tutta una serie di ulteriori conoscenze. Se mi dà la prossima, per esempio, abbiamo la possibilità di notare come si sia in qualche maniera allungata la lista delle entità sindromiche caratterizzate dalla guarigione spontanea, cioè di quelle condizioni nelle quali non è necessaria la terapia, non è indispensabile la terapia, e comunque, qualsiasi sia la ricorrenza delle crisi, siano poche o siano tante, viene il momento in cui spontaneamente guariscono. Questo è importante, soprattutto se si considera che la maggioranza di queste esordiscono precocemente, molte addirittura nel primo anno di vita, e quindi vanno a documentare che in realtà non è che sistematicamente il fatto di cominciare a fare delle crisi da molto piccoli abbia un significato sfavorevole. Mi dà la prossima, per piacere. La seconda acquisizione molto recente, proprio degli ultimi anni, è che è aumentato il numero delle forme nelle quali è documentata la natura genetica, non solo perché ricorrono nella famiglia, perché
la clinica dice che c'è presumibilmente una predisposizione familiare, ma perché è stato riconosciuto quella che è stata riconosciuta e identificata quella che è l'alterazione genetica, la mutazione del gene che sostiene quel tipo di epilessia. E vedete che ne abbiamo una serie significativa. La cosa che non si vede immediatamente, ma che si può dedurre, è che queste in gran parte sono delle canalopatie. Allora, che cosa vuol dire canalopatia? Il sistema elettrico è, a livello delle sinapsi, cioè della comunicazione tra i neuroni, è caratterizzato da un meccanismo di controllo che è costituito dal fatto che determinati ioni, il sodio, il calcio, il potassio e il cloro, entrano ed escono, ed entrando ed uscendo aprono e chiudono il canale, quindi aumentano il passaggio di corrente elettrica o bloccano il passaggio di corrente elettrica. Sono tante, però attenzione, mi dà la prossima per piacere. Sono tutte forme che corrispondono ad alcune di quelle forme che prima vi ho detto sono state facilmente identificate. Però ci hanno insegnato che non c'è una stretta sistematica correlazione tra una singola mutazione genetica ed una forma di epilessia, se non in rare forme di epilessia idiopatica. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono pochi i casi nei quali noi riconosciamo una forma di epilessia e sappiamo che troveremo quell'alterazione genetica. Nello stesso tempo dobbiamo riconoscere ad oggi che in nessuna delle forme cosiddette idiopatiche, che sono quelle più frequenti, quindi il piccolo male, l'epilessia mioclonica giovanile, il grande male, quindi la maggioranza delle forme non è ad oggi correlata a una mutazione genetica nota. Dalla prossima. In più abbiamo un altro elemento di cui dobbiamo tenere conto, e cioè epilessie apparentemente identiche, piccolo male, piuttosto che epilessia mioclonica giovanile, possono essere sostenute da mutazioni genetiche diverse. E d'altra parte, la stessa mutazione può essere ritrovata in forme molto diverse tra di loro, soprattutto molto diverse tra di loro in termini di risposta alla terapia, durata nel tempo, gravità della forma. Dalla prossima, per piacere. Quello che però la genetica ci ha consentito di comprendere è come in molti casi la sintomatologia associata all'epilessia, che può essere un disturbo motorio, può essere, come in questo caso che vi spiegherò, una atassia, può essere un disturbo di apprendimento, può essere un disturbo di linguaggio, non è la conseguenza dell'epilessia, non è il risultato di quel concetto che ho detto prima di encefalopatia epilettica, cioè di disturbo dato dall'epilessia, non è la conseguenza della ricorrenza delle crisi, non è la conseguenza della terapia, ma è un disturbo associato che è sostenuto dalla stessa alterazione genetica. In altri termini, non si tratta più di una forma di epilessia con delle complicazioni, si tratta di una forma che associa fin dall'inizio un disturbo di tipo elettrico, che sarebbe la crisi epilettica, e altri disturbi. Questo è un passo notevole, uno perché chiaramente si dà delle dritte sul piano di che cosa uno deve pensare di ottenere col trattamento dell'epilessia. Due, perché apre la possibilità di comprendere basi genetiche anche di altri disturbi. Un esempio tipico è questo della sindrome di Dravet, dove grazie alla possibilità di avere modelli animali è stato possibile documentare tutta una serie di cose. La prima, per esempio, fondamentale dal punto di vista della terapia,
che le crisi nella sindrome di Dravet non sono la conseguenza di un'alterazione a livello dei neuroni piramidali, quelli che fanno scuotere, ma sono la conseguenza di alterazioni negli interneuroni, cioè quelli che servono a fare in maniera che i neuroni si parlino fra di loro, che hanno una modalità di funzionamento che è diversa da quella dei neuroni. Quindi una terapia che possa agire in maniera positiva sulle crisi è una terapia che deve essere in grado di modificare l'attività di questi interneuroni, non come i farmaci classici, l'attività elettrica dei neuroni. Ma la seconda cosa che ci ha insegnato questo modello è questa, e cioè molti dei bambini con la sindrome di Dravet, indipendentemente dalla frequenza delle crisi, con l'andare del tempo presentano un disturbo motorio, sono particolarmente ipercinetici, hanno delle difficoltà dal punto di vista statica e di ambulazione, cioè sono traballanti, quello che viene definito condizioni di tipo atassico, e questa non è la conseguenza delle tante crisi o la conseguenza del trattamento farmacologico come poteva essere fino a poco tempo fa ipotizzato, ma è la conseguenza del fatto che quelle alterazioni che ci sono negli interneuroni che danno le crisi ci sono anche nelle cellule di Purkinje, poco importa il termine, ma significa nelle cellule, in alcune cellule del cervelletto, e l'atasia quindi è geneticamente determinata fin dall'inizio dall'alterazione che oltre a essere a livello del cervello è a livello del cervelletto. Mi dà la prossima piacere. La cosa nella quale sono stati fatti maggiori passi, e questo cercherò di spiegarvi perché, è nell'aver riconosciuto un numero sempre maggiore di entità sindromiche, malattie, condizioni nelle quali l'epilessia è sistematicamente frequente e ha delle caratteristiche tali per cui può aiutare a riconoscere la condizione di fondo, nelle quali ovviamente l'epilessia è un sintomo, non è il disturbo da cui trae origine tutto il resto. Quindi condizioni o di tipo malformativo, strutturali, quella che tutti conoscete, la sclerosi tuberosa di Bourneville, oppure i disturbi dell'organizzazione corticale, il cervello liscio, cose di questo genere, ma anche condizioni nella quale l'imaging, cioè la fotografia del cervello, mostra un cervello normale, perché l'alterazione, di nuovo, non è un'alterazione di struttura, ma è un'alterazione di come i diversi sistemi ci parlano, di circuiti o di possibilità di trasduzione del segnale da una parte all'altra. E in questo ambito, negli ultimi anni, sono state messe in evidenza tutta una serie di entità sindromiche molto ben definite, sia sul piano clinico che sul piano genetico. E questo ha consentito di creare un numero elevatissimo di modelli animali che non sono più modelli di epilessia, ma sono modelli di patologie complesse che esordiscono nella maggioranza dei casi in età pediatrica, ovviamente spesso molto precocemente, ma che hanno la caratteristica di poter mettere in evidenza tutta una serie di alterazioni di funzionamento che possono essere vie di comprensione di come le epilessie si possono realizzare. In altri termini, la possibilità di comprendere quale sia il numero di meccanismi epilettogeni, cioè che portano all'epilessia, che possiamo in qualche maniera arrivare a comprendere. Se mi dà la prossima ancora. Questa è una lista molto ristretta, si riferisce proprio alle ultime acquisizioni. Vedete che questi sono una serie di geni, ASRX, SPVX, CDK, FOX, eccetera, che consentono di arrivare a comprendere come l'epilessia si possa realizzare in condizioni diverse, cioè in conseguenza a meccanismi diversi che la producono. Alcuni di questi geni agiscono modificando la costruzione del sistema in epoca prenatale, altri sistemi agiscono di nuovo attivando o chiudendo determinati canali del calcio, altre alterazioni di questo genere
consentono di comprendere meccanismi più complessi e diversi. Perché si è riusciti ad arrivare a queste nuove conoscenze? Perché la genetica ha fatto dei progressi. Allora, oggi come oggi, se noi vogliamo vedere se c'è una qualche alterazione genetica che sostiene un certo tipo di condizione, con o senza epilessia, se conosciamo qual è il gene che è alterato, facciamo un esame che consente di andare a vedere se quel gene, studiando quel gene, è mutato o non è mutato, cioè se è fatto bene o fatto male, tanto per intendersi. Attenzione però, quell'esame riconosce se il gene è fatto bene o fatto male, se il gene c'è. Ma se il gene manca, quell'esame non ci dice sta attento non c'è il gene, ci dice non c'è la mutazione. Cioè quell'esame ci consente solo di sapere se il gene è mutato. Ma se il gene non c'è, noi restiamo fregati perché la risposta è negativa, l'esame genetico è negativo e in realtà il disturbo c'è, non perché il gene è fatto male, ma perché il gene non c'è. Oggi abbiamo una possibilità ulteriore a questa, che è rappresentata da quello che è l'esame, mi dà la prossima piacere. Bene, va bene, non può, vado avanti così perché sennò non riesco a stare dentro. Di fare un esame che va sotto il nome di Array CGH, un po' importa il nome, il concetto è, siccome noi oggi conosciamo la sequenza di tutti i geni, solo di alcuni sappiamo cosa servono, ma noi sappiamo come sono distribuiti nei diversi cromosomi. Questo esame consente di fare una sorta di strisciata di tutti i geni e l'esame documenta se c'è un punto in cui un gene manca oppure è rappresentato 2 volte. In altri termini, consente di riconoscere delle mancanze anche minime e di mostrare dove sono. Naturalmente questo di per sé non è sufficiente, ma diventa un'indicazione, perché nel momento in cui una serie di condizioni di epilessia o di epilessia con disturbo associato, questo per esempio è il disturbo del linguaggio, o di epilessia con disturbo di attenzione, inattenzione, eccetera, facendo questo esame si trova che è sempre lo stesso punto, quello in cui manca qualcosa, è raddoppiato qualche cosa, questo consente di andare a cercare di analizzare la funzione di quel gene che avrebbe dovuto essere in quel posto. Mi dà la prossima per piacere? Va bene, questa adesso c'è via per spiegare quello, va avanti. Grazie. Vi ho detto che i progressi sono stati fatti anche dal punto di vista della terapia, però per il momento qui i progressi non sono così significativi come ci si potrebbe aspettare dal numero dei farmaci che sono usciti negli ultimi anni. Ad oggi dal 30 al 40% dei soggetti con epilessia hanno un'epilessia farmaco resistente, intendendo per farmaco resistente che nonostante l'assunzione dei farmaci continuano ad avere delle crisi. Attenzione, 30 anni fa la percentuale dei soggetti farmaco resistenti era del 30-40%. E se andiamo, mi dà la prossima piacere, se andiamo agli anni 1850, quando l'unico farmaco che era a disposizione era il bromuro, lavori dell'epoca davano un 30-40% di soggetti con epilessia che non rispondevano al bromuro. Se la leggiamo in questi termini restiamo molto dispiaciuti, ovviamente, e delusi. Allora, questa diapositiva, anche se non riuscite a leggere il nomino, ma ogni nomino corrisponde a un farmaco, mostra come tra il 1850 e il 1945 il numero dei farmaci riconosciuti e introdotti è estremamente modesto e consiste soprattutto nel fenobarbital. Tra gli anni 50
e gli anni 80, vedete che c'è una serie numerosa di farmaci, che sono quelli definiti oggi vecchi farmaci, che sono quelli definiti farmaci di vecchia generazione, che comprendono soprattutto il barbiturico, la dintoina, la carbamazepina e il valproato di sodio, oltre all'etosuccimide che sarebbe lo Zanoti. Tra il 1970 e il 1990 abbiamo tutta una serie di farmaci che sono definiti già nuovi farmaci, nuovi se quelli in verde, cioè quelli di terza generazione li chiamiamo nuovissimi, ma insomma generalmente blu e verde, cioè dal 1970 vengono considerati nuovi farmaci rispetto ai vecchi. Vedete che ce ne sono tanti, però non c'è niente da fare. Alla prossima, per piacere. Da quelle che sono le evidenze di evidence-based medicine, questo è un consenso dell'ILAE, della Lega Internazionale, le evidenze sull'efficacia dei farmaci in certe forme sono riferite soprattutto ai farmaci di vecchia generazione. Quello che i farmaci di nuova generazione hanno ottenuto è che in alcuni casi hanno un potere equivalente a quelli di vecchia generazione, con il vantaggio di avere molti meno effetti collaterali, di rendere più facile la gestione perché hanno meno potere di interagire male con altri farmaci. Accanto a questo hanno come piccolo dettaglio che comunque ha il suo peso nell'ambito sia della clinica quotidiana sia dell'organizzazione sanitaria sia della ricerca, che costano 100 volte quello che costano i vecchi farmaci. Mi dà la prossima. Prima di chiudere però vorrei non lasciarvi con questo messaggio apparentemente sconfortante. In realtà oggi abbiamo tutta una serie di conoscenze che aprono degli spiragli dal punto di vista terapeutico che sono realmente notevoli. Ancora una volta il maggiore è rappresentato dalla genetica. La genetica è intesa come la possibilità, conoscendo meccanismi di azione, di creare farmaci che vadano direttamente in maniera specifica su quel meccanismo d'azione. La genetica nella possibilità di farmacogenomica, che vuol dire cosa? Sappiamo che per la stessa forma di epilessia e per lo stesso farmaco la risposta può essere diversa in funzione del diverso background genetico del paziente. Il paziente naturalmente non ha una genetica solo per fare delle crisi, ha una genetica che corrisponde all'insieme del suo essere e del suo funzionare. E quello non è uguale a tutti i soggetti, non è comune ovviamente a tutti i soggetti che presentano le crisi epiletiche. E quindi i nuovi modelli animali ci aiutano, perché oggi nel modello animale, per esempio della sindrome di Dravet, è possibile vedere come determinati topini che hanno un'alterazione genetica comune, che è quella che dà la sindrome di Dravet, quindi quella che determina che tutti facciano delle crisi, in funzione del diverso tipo di assetto genetico che hanno, che li distingue un topino dall'altro, una certa quota risponde al farmaco e una certa quota non risponde al farmaco. Quindi effettivamente abbiamo oggi delle possibilità che sono nettamente superiori a quelle che avevamo prima in termini di comprensione di perché uno può rispondere e uno no, e nello stesso tempo di possibilità di ricercare farmaci che possono avere un'efficacia più mirata, quindi di poter fare una terapia specifica per il soggetto, non solo per il tipo di epilessia. Mi dà la prossima? Poi abbiamo una serie di trattamenti, chiamiamoli alternativi, che però nella evidenza clinica hanno dimostrato di funzionare, e questo ha consentito di avere un numero di soggetti trattati con questi trattamenti tale da poter aver avviato delle ricerche in questo ambito.
E allora, per esempio, oggi è dimostrato che in una certa quota di casi la dieta chetogena è un trattamento alternativo realmente efficace. Mi dà la prossima, non è realmente efficace senza che si sappia perché. Mi dà la prossima. In qualche maniera si è arrivati a comprendere che il fatto di spostare il bilancio sui grassi o il fatto di spostare il bilancio su un indice glicemico basso, che è un altro tipo di dieta che può essere fatto in determinate condizioni, modifica il sistema di conduzione elettrica a diversi livelli, ivi compreso a livello degli interneuroni. E qui di nuovo i topini hanno aiutato, perché è stato possibile mettere in evidenza come la dieta chetogena, oltre a abbassare il peso del topino, modifichi l'eccitabilità a livello interneuronale. La prossima? Mi dà la prossima ancora? L'altro tipo di terapia alternativa che oggi è molto diffusa è quella della stimolazione vagale, che conoscete tutti. Si tratta di mettere un pacemaker sottocute che attraverso un sistema elettrico ovviamente si connette sul nervo vago e stimola in maniera ripetitiva il nervo vago. Questo tipo di stimolazione in un certo numero di casi ottiene un risultato. Questa risposta positiva ha aperto una nuova via dal punto di vista dei trattamenti, degli ipotetici trattamenti. Va avanti per piacere, vada avanti, ecco, che è quello dell'insieme dei trattamenti di neuromodulazione, e cioè stimolazione diretta non dell'insieme diffusamente del cervello o in maniera specifica, non si sa bene che cosa si attivi andando a stimolare sul nervo vago, ma andando in maniera precisa su aree ben definite: l'ippocampo, il talamo, il nucleo subtalamico, la sostanza nigra, eccetera. Esiste oggi la possibilità, in alcune condizioni, di andare ad esercitare una terapia di tipo stimolatorio, quindi di neuromodulazione selettiva in determinate aree. Naturalmente questo fa intravedere come in certe condizioni si possa chiudere il cerchio, laddove è possibile documentare attraverso modelli geneticamente determinati che l'attività epilettica è generata dal malfunzionamento di un'area ben definita. La possibilità di andare tecnicamente ad esercitare un'influenza selettivamente su quell'area ha possibilità di dare dei risultati senza eventuali altri effetti collaterali, perché solo quell'area viene in qualche modo modificata nel suo funzionamento. Concludendo, può anche lasciar perdere, vorrei chiudere come ho cominciato, e cioè stressando come una qualsiasi possibilità di ulteriore acquisizione sul piano della ricerca non è un qualche cosa che è separato dalla pratica quotidiana. Oggi le conoscenze maggiori in termini di conoscenze di genetica, di trattamento mirato, indipendentemente dai risultati più o meno soddisfacenti, di comprensione di come certi disturbi non siano la conseguenza dell'epilessia ma l'espressione di un'alterazione sostenuta a latere dallo stesso disturbo genetico rappresentato dal modello della sindrome di Dravet. E da dove nasce il modello della sindrome di Dravet? Nasce da un costante lavoro nella pratica clinica che ha consentito di mettere insieme, di isolare gruppi di soggetti che si assomigliavano così fortemente da poter essere distinguibili dagli altri in epoca relativamente precoce e rappresentare popolazioni con caratteristiche cliniche, elettriche, neurofisiologiche e successivamente genetiche e di risposta terapeutica omogenee. Quindi non ci può essere ricerca senza un'attività clinica corretta, fatta con lo spirito della ricerca,
e nello stesso tempo non ci può essere attività clinica che possa dirsi effettivamente significativa che non tenga conto dei progressi della ricerca. Grazie.